Rieccoci, ben trovati in diretta, spazio dedicato ai temi della salute, in particolare insieme agli specialisti dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, tema di quest'oggi la prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie delle corde vocali. Ne parliamo in compagnia del mio ospite. Ho il piacere di avere in studio il dottor Andy Bertolin, direttore dell'unità operativa complessa di otorinolaringoiatria all'ospedale di Vittorio Veneto. Buongiorno a tutti. Buongiorno, ben trovato dottore. Ricordo ai nostri telespettatori che siamo in diretta, quindi come sempre aspettiamo le vostre domande, le vostre curiosità sull'argomento. 0422 1628 332 il numero per telefonarci e partecipare così attivamente alla nostra trasmissione. Dottore, di che cosa si occupa l'otorinolaringoiatria, in particolare a Vittorio Veneto, nel suo reparto che lei dirige, che cosa fate? L'otorinolaringoiatria è una branca specialistica della medicina, è però una branca specialistica molto complessa. Si pensi che trattiamo problematiche dell'orecchio, trattiamo problematiche del naso e trattiamo tutte le problematiche delle alte vie aerodigestive, problematiche del cavo orale, della gola genericamente, della laringe, della trachea, del primo tratto dell'esofago. E poi non dimentichiamoci che l'otorinolaringoiatra tratta anche tutte le patologie del collo, si pensi alle patologie della tiroide, delle ghiandole salivari, cisti, linfonodi, quindi è una branca molto ampia, molto complessa che spazia dalla clinica, da un'attività di tipo ambulatoriale, ma la nostra è un'estrazione fondamentalmente chirurgica perché poi noi diagnostichiamo ma dobbiamo anche risolvere le problematiche chirurgicamente. È multiprofessionale, multidisciplinare, dobbiamo sempre confrontarci con altri specialisti, siano essi neurologi, si pensi alle problematiche della vertigine, si pensi alle problematiche della tiroide, quindi il confronto con gli endocrinologi. Quando facciamo degli interventi più complessi abbiamo la necessità di collaborare con i maxillofacciali, di collaborare con i chirurghi plastici, con gli oculisti per le patologie di confine tra il naso e l'orbita. E poi tutta quella collaborazione che riguarda gli anestesisti, i radiologi, gli anatomopatologi, ed è una patologia che spazia anche in termini di età, perché togliamo le adenoidi, le tonsille ai bambini, curiamo i bambini per le otiti, però ecco, affrontiamo tutte le patologie fino nell'età più avanzata, nell'età più anziana. Quindi avete pazienti di tutte le età, anche i bambini, no? Certo, sì. L'ambito dell'ORL pediatrica, dell'otorino pediatrica, è un ambito molto ampio. Quasi impossibile che un bimbo non sia mai stato dall'otorinolaringoiatra o per una piccola otite o per un problema di rinite nasale o per un problema di tonsillite. Insomma, bene o male, un giro dallo specialista otorinolaringoiatra lo si fa sempre. Il più delle volte, insomma, sono patologie, diciamo, semplici, facilmente risolvibili. A volte invece ci sono delle patologie più complesse che richiedono invece interventi più complessi in centri di terzo livello. Torno per un attimo sul tema della multidisciplinarietà, dottore, quindi con la collaborazione con anche altri specialisti. Come per altre branche, anche per la sua, anche per l'otorinolaringoiatria, questo è un aspetto fondamentale, ormai imprescindibile in medicina. Quello è imprescindibile anche perché la medicina è sempre più specialistica, siamo sempre più settoriali, si pensa all'otorinolaringoiatria, affrontare una problematica dell'orecchio e affrontare una problematica delle corde vocali di cui parleremo sono due mondi completamente diversi, come parlare di cuore e fegato. Siamo otorinolaringoiatri, però abbiamo la necessità anche di specializzarsi in un determinato settore ed è fondamentale il confronto, è fondamentale la collaborazione e questo è importante non solo per un conforto diagnostico e terapeutico ma anche per una crescita personale e professionale. E anche questo è uno degli aspetti che probabilmente ha concorso per far diventare l'ospedale di Vittorio Veneto un centro di riferimento regionale per i tumori della laringe, quindi davvero un fiore all'occhiello della nostra sanità. Certo, questa è la nostra peculiarità. È da 50 anni che esiste questo modello, che è un po' un modello unico, cioè in un ospedale così periferico siamo il centro di riferimento più importante in Italia per il trattamento delle problematiche tumorali della laringe.
questo grazie al professor Serafini che negli anni 70 migrò dall'Università di Padova e introdusse tutte le tecniche innovative della conservazione della voce, e poi il mio predecessore, il dottor Rizzotto, che spinse molto sull'innovazione nelle tecniche chirurgiche, e ora portiamo avanti questa tradizione sempre con un occhio rispettoso del passato, ma anche con l'introduzione di nuove tecnologie, di nuove modalità di trattamento che sono sempre più importanti per rimanere al passo con il tempo. E proprio mi piace ricordare che la prossima settimana, dal 20 al 23 di novembre, terremo il Master internazionale di laringologia, dove i più grandi specialisti di tutto il mondo verranno proprio a Vittorio Veneto. Ci confronteremo sulle varie tematiche riguardanti la laringologia oncologica, faremo anche delle sessioni di chirurgia in diretta con una trasmissione attraverso una piattaforma streaming che verrà mandata in tutto il mondo, e quindi questo è per noi un grande orgoglio, una grande tradizione che portiamo avanti. Certamente. Veniamo al tema di quest'oggi. Partiamo però da una piccola premessa. Nella vita quotidiana la voce svolge un ruolo fondamentale, di cui probabilmente nemmeno ci rendiamo conto. È così, dottore? È proprio così. Diciamo che la voce è prerogativa dell'uomo e dell'essere umano. Altri esseri viventi possono emettere dei suoni, ad esempio anche gli animali, anche i cani hanno le corde vocali, emettono dei suoni per abbaiare, anche il gatto ha le corde vocali, emette dei suoni e miagola. Ecco, la caratteristica dell'uomo è che oltre ad avere delle corde vocali che emettono dei suoni, l'evoluzione della specie ha consentito, attraverso un'evoluzione dell'ambito cerebrale e neurologico, anche di poter poi trasformare questi suoni in sillabe, in parole, e riuscire a formulare il linguaggio. Quindi è un sistema molto complesso che non riguarda solamente le corde vocali, che sono, diciamo, due piccole cordicine che fanno parte di un sistema molto complesso che sicuramente coinvolge, diciamo, l'evoluzione della specie per quel che riguarda l'uomo. E come spesso accade anche per altri organi, le patologie e i disturbi che possono appunto incorrere, in questo caso sono anche molto comuni, ma poco considerati, forse perché appunto non ci rendiamo conto poi dell'utilizzo della voce e dello strumento che abbiamo. Certo, le patologie che riguardano le corde vocali sono molto frequenti. Faccio degli esempi. Il quadro più comune è quello di una laringite, e quindi di un'infiammazione di quelle che sono le corde vocali, che il più delle volte sono delle infezioni di tipo virale che in pochi giorni si risolvono. A volte invece può esserci ad esempio uno sforzo vocale, un utilizzo della voce eccessivo che comporta un abbassamento della voce, e quindi una problematica alle corde vocali. A volte anche delle infiammazioni che sono cronicizzate nel tempo, e qui la fa da padrone il fumo di sigaretta. Il fumo è un agente esterno, cancerogeno, che va a creare un'infiammazione cronica e può creare dei prolassi, dei rigonfiamenti delle corde vocali che si chiamano edemi di Reinke. E poi si pensi ad esempio a tutte le patologie legate al reflusso gastroesofageo, quindi la risalita di gas, di fumi, non necessariamente di materiale, che sale dallo stomaco e va ad irritare le corde vocali, causando quello che è un abbassamento di voce. E poi possono venire a formarsi delle neoformazioni, seppur benigne, pensiamo a dei polipetti delle corde vocali, dei granulomi, delle cisti, a volte anche dei noduli alle corde vocali, e questo è tipico di chi fa un utilizzo professionale della voce. Pensiamo agli insegnanti, agli avvocati, ai conduttori, ai giornalisti. Chi utilizza tanto la voce sforza la voce in maniera non accurata e si vengono a formare come delle callosità a livello delle corde vocali che danno l'abbassamento di voce, per poi arrivare a patologie, diciamo, più gravi, patologie di tipo neoplastico, patologie tumorali che riguardano le corde vocali, e quindi lì poi si apre un mondo di diagnosi, un mondo di prevenzione, un mondo di cura che è molto ampio e complesso. Ecco, dottore, mi piace sempre iniziare questi spazi di approfondimento dedicato alla salute, approfondendo anche un po' quella che è l'anatomia, facendo un po' un ripasso. Quindi le chiedo di spiegarci un po' come sono fatte le corde vocali, dove si trovano e come funzionano, così riusciamo anche un po' meglio a comprendere questo organo molto importante, di cui però effettivamente spesso non ci rendiamo conto del grande potere che ha. Certo, le corde vocali sono delle strutture anatomiche che si trovano all'interno della laringe.
La laringe volgarmente noi lo chiamiamo il pomo d'Adamo, è questo organo che si trova in centro al nostro collo, ben visibile, maggiormente visibile nell'uomo, meno visibile nella donna e nel bambino, e all'interno di questa scatola fatta di cartilagini, di muscoli, di legamenti si trovano due cordicine, due corde vocali. E la laringe nel suo complesso, assieme alle corde vocali, ha tre funzioni fondamentali. Una funzione di respirazione, quindi quando la laringe e le corde vocali si aprono consentono il passaggio dell'aria attraverso la trachea, i bronchi e i polmoni, quando le corde vocali si chiudono proteggono la via aerea e consentono la deglutizione, cioè consentono al cibo, ai liquidi, al materiale alimentare che arriva di imboccare la strada giusta che è quella dell'esofago e dello stomaco. È una sorta di vigile, di scambiatore di binari che quando si apre consente la respirazione, quando si chiude consente la deglutizione. E queste corde vocali che svolgono questa funzione poi possono vibrare ed emettere la voce, quindi la terza funzione è la fonazione. Come dicevo, il meccanismo della fonazione è molto più complesso, che riguarda il cosiddetto vocal tract, cioè il tratto vocale che va dai polmoni, cioè i polmoni fanno da mantice nella spinta dell'aria, la quale sale attraverso la trachea, mette in vibrazione le corde vocali che emettono un suono, che danno il tono della voce, e poi questo suono, questa emissione vocale viene modulata da quello che è il faringe, la gola, cioè il piano superiore della gola, dalla lingua, dalle labbra e di tutta quella cassa di risonanza che riguarda il naso e i seni paranasali. Il tutto modulato dalla parte neurologica e cerebrale che ci permette di esprimere. Quindi sono due piccole cordicine che si muovono all'interno della laringe, ma molto importanti perché ricordiamoci che consentono di parlare, ma ci consentono anche di deglutire in maniera corretta e di respirare in maniera corretta. Se ci confondiamo nel aprire e chiudere le corde vocali inconsciamente, a volte il cibo ci va di traverso e quindi cominciamo a tossire. Ecco, un buon funzionamento delle corde vocali ci consente sempre di respirare, deglutire e parlare in maniera coordinata e in maniere separate. Quindi sono due le corde vocali? Le corde vocali vere sono due, al di sopra delle corde vocali vere, che sono quelle che emettono il suono, si trovano delle corde vocali cosiddette false, che non hanno nessuna funzione di tipo fonatorio, hanno una funzione all'interno della laringe di protezione per impedire che il cibo vada di traverso, però a volte possono ingannare, perché quando noi andiamo a visualizzare le corde vocali, le prime corde che noi vediamo sono quelle false, che però non hanno una funzione fonatoria, hanno una funzione anatomico-funzionale. Al di sotto di queste, coperte dalle corde vocali false, ci sono le corde vocali vere. Quindi la risposta giusta è che le corde vocali non sono due, ma sono 4. E hanno più funzioni. Siamo abituati a pensare che ci servano soltanto per emettere la voce, ma in realtà è un meccanismo complesso ma perfetto che ci permette anche, come ci ha elencato lei, di deglutire e poi di produrre anche la voce. Quelle sono le funzioni, direi, più importanti delle corde vocali all'interno di questa scatola che è la laringe, è proprio la deglutizione e la respirazione. Queste sono le due funzioni principali. Il discorso della voce, della formulazione della voce è un'evoluzione di questo organo che ha portato a noi di consentirci di parlare, di poter comunicare, però le funzioni principali sono di consentire una corretta respirazione e una corretta deglutizione. Sono arrivate anche le prime domande attraverso i social e quindi la pagina Facebook di Antenna 3. Ci chiedono se il russamento e le apnee notturne, che insomma sono un tema frequentissimo questo, se possono provocare un problema alle nostre corde vocali. Che cosa rispondiamo, dottore? Qui si entra in un altro ambito molto interessante, sempre dell'otorinolaringoiatria, che è il problema del russamento. Russamento o roncopatia significa, diciamo, il rumore che si fa mentre noi stiamo dormendo. L'apnea invece è un blocco della respirazione. Di solito queste problematiche sono legate, questi sintomi, questi segni del russamento sono legati a problematiche che si trovano al piano superiore rispetto alle corde vocali, quindi la regione della tonsille, del palato, della base della lingua, più in alto, che durante la notte, nelle massime fasi di rilassamento della muscolatura, queste strutture collabiscono, si rilassano, collabiscono all'indietro e finché l'aria passa e crea una vibrazione rumore, quello è il russamento. Ed è un disagio per chi
dorme a fianco della persona che russa. Quando invece il problema di queste strutture collabiscono e non consentono un corretto passaggio d'aria, si viene a creare l'apnea. Allora quello diventa un vero e proprio problema di salute. Diciamo che le corde vocali, seppur in casi rarissimi, aneddotici, non sono legate ad un problema di russamento. È ovvio che uno sforzo respiratorio notturno, una respirazione notturna non corretta, a lungo andare può creare anche un'infiammazione cronica a livello delle corde vocali. Ma non causare direttamente un danneggiamento delle corde vocali. Direi di no. Altra curiosità che ci è arrivata da casa, ci chiedono se forti mal di gola e tonsilliti frequenti possono anche in questo caso danneggiare in qualche modo le corde vocali. Direi che infiammazioni reiterate, continuative, recidivanti a livello tonsillare, nel lungo andare possono anche causare un'infiammazione a livello delle corde vocali. Le infiammazioni e le infezioni delle alte vie respiratorie tendono sempre ad andare dall'alto verso il basso. Nell'esempio di solito si insorge sempre con un raffreddore, poi viene il mal di gola e poi si abbassa la voce e poi viene la tosse, no? Questo è un po' un andamento naturale. Ecco, le corde vocali sicuramente quando ci sono delle infiammazioni del faringe, della regione tonsillare che sono recidivanti, ne risentono nel lungo termine di un'infiammazione cronica sicuramente anche loro. Ecco, risposto a queste domande, poi ne abbiamo altre e insomma gliele porrò perché sono tutte molto interessanti e tirano in ballo anche altre tematiche come quella che abbiamo accennato del reflusso, ma anche la relazione tra corde vocali e tiroide, perché insomma la posizione in cui sono poste questi due organi insomma è pressoché lì. Quello di cui ci accorgiamo forse spesso è che i nostri stati d'animo, le nostre emozioni influenzano l'emissione della voce, quindi l'emissione del suono. È vero quindi che il funzionamento delle corde vocali può essere anche condizionato, in qualche modo legato dai nostri stati d'animo, dalle emozioni che proviamo? Assolutamente sì. Lo stato d'animo, che sia un'ansia, una paura, un'emotività piuttosto accentuata, un momento di rabbia, un momento di sconforto, sicuramente influiscono a livello del funzionamento delle corde vocali. E ci sono anche delle problematiche delle corde vocali di tipo funzionale che sono legate all'emotività, allo stato d'animo. Ecco, queste sono situazioni che devono essere, diciamo, gestite in maniera multidisciplinare. Non basta lo specialista otorino-laringoiatra che valuta se le corde vocali sono sane e come si muovono, ma serve il supporto ad esempio di un foniatra, di un specialista della voce, di un braccio diciamo riabilitativo che sono le logopediste e perché no anche di un supporto a volte psicologico o di un neuropsichiatra. Questo può succedere sia nell'adulto ma molte volte anche può succedere nel bambino. Ed ecco che torna il tema, no, della multidisciplinarietà e quindi della collaborazione con più specialisti. Abbiamo una prima telefonata da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Pronto? Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Sono Mosè Stefano da Perzine. Prego, buongiorno, ci dica pure. Buongiorno, io vorrei sapere se in età giovanile un bambino, un adolescente, se ha la vocazione o la voglia di cantare, questo aiuta nella sua percorso di vita, insomma. Ma forse non abbiamo capito bene. Un giovane che ha la voglia di... Insomma, allora, un adolescente, un giovane, ecco, perché siccome che ho sentito che queste corde vocali hanno funzione... Pronto? Sì, la sentiamo, certo, abbiamo capito. Hanno funzione sulla deglutizione. Chiaro. E sulla respirazione, giusto? Certo. Ecco, e volevo sapere se il canto e la vocazione, cioè uno che ha cantare e stimolare le corde vocali, è un beneficio o per un proseguimento della sua vita, insomma, ecco, per una futura unità adulta e anziana, insomma. Ecco. Chiaro, quindi anche un po' magari come prenderci cura delle nostre corde vocali, no? Sì, esatto, ecco. Una prevenzione. Grazie per la sua domanda, molto interessante. Prego, dottore. Beh, la domanda è molto interessante ed è molto più ampia rispetto al semplice ambito medico.
Le corde vocali hanno questa capacità di emettere dei suoni e ci sono delle persone che hanno delle particolari vocazioni, delle particolari doti, e questo lo vediamo, c'è chi è stonato e c'è chi è invece un cantante provetto. Lì c'è sicuramente di base un dono di natura, che non è solamente di tipo anatomico, ma che riguarda, come dicevo prima, tutta l'evoluzione e la spinta a livello emotivo, a livello intellettivo, a livello neurologico, ed è ovvio che se c'è una vocazione quella va perseguita, però le corde vocali vanno allenate e nel momento in cui si seguono, diciamo, dei percorsi di crescita da un punto di vista del canto, bisogna affidarsi a persone che siano specialiste, che siano dei trainer della voce e che insegnino come utilizzare questa voce, perché se la voce viene utilizzata in maniera corretta si può migliorare il canto. Se la voce viene utilizzata in maniera non corretta, e quindi si chiama malmenage vocale, quindi un utilizzo sbagliato della voce, o un surmenage vocale, cioè un eccessivo sforzo della voce, rischiamo piuttosto di fare dei danni. Il meccanismo della voce è un meccanismo molto complesso che richiede un coordinamento pneumofonatorio che sia corretto, quindi saper respirare in maniera corretta e saper parlare in maniera corretta. La postura è importante, i fenomeni di metodiche di rilassamento della muscolatura sono importanti, c'è tutta una serie di accorgimenti e soprattutto il saper anche respirare in maniera corretta, con una respirazione che non è solamente toracica, ma che coinvolga il diaframma e che sia anche una respirazione di tipo addominale. Quindi sì, va bene, bisogna seguire le vocazioni, bisogna seguire le passioni, però nel momento in cui si intensifica l'attività, l'utilizzo della voce, è sempre opportuno farsi seguire da chi è esperto nell'insegnarci a come utilizzare questa voce per non creare dei danni alle corde vocali. Ecco perché insomma esistono una serie di professionisti che aiutano proprio in questo chi vuole intraprendere o chi insomma intraprende la strada del canto e quindi di un utilizzo anche importante e massiccio, diciamo così, della voce. Tornando alle principali patologie che possono riguardare le corde vocali, dottore, forse la laringite è quella più conosciuta, quella che insomma forse più spesso abbiamo anche provato. Certo, quella sicuramente è la più frequente. Dobbiamo sempre distinguere un pochino anche il sintomo principale di un problema delle corde vocali è sicuramente l'abbassamento di voce, ed è importante mai allarmarsi eccessivamente quando c'è un abbassamento di voce. La gran parte degli abbassamenti di voce, che tecnicamente si chiamano disfonie, sono degli abbassamenti di voce temporanei, dovuti, come accennavo in precedenza, a fenomeni infiammatori, più delle volte di tipo virale, passeggeri, a volte dovuti a uno sforzo vocale, situazioni dove vi è un abbassamento di voce per pochi giorni. Ecco, dobbiamo cominciare magari a preoccuparci quando vi è una persistenza di questo abbassamento di voce, di questa disfonia. Parliamo dopo 10-15 giorni, la voce rimane persistentemente bassa, allora a quel punto è opportuno fare una visita specialistica. Non necessariamente dobbiamo pensare a patologie gravi, a patologie tumorali, perché al giorno d'oggi tutti quanti, quando abbiamo un problema di salute che persiste, pensiamo a qualcosa di più importante, ma molte volte ci possono essere delle neoformazioni benigne che possono dare questi abbassamenti di voce, e comunque ecco l'arco temporale è importante. Abbassamenti di voce di pochi giorni non ci preoccupano mai, abbassamenti di voce un po' più persistenti invece richiedono una valutazione accurata che deve essere fatta da parte dello specialista. Ecco, quindi che cosa possiamo rispondere ad una telespettatrice che ci dice che ha 30 anni e che da qualche mese a questa parte, quindi insomma non più un tempo ristretto, la voce non è più la stessa, sembra sempre molto bassa e spesso addirittura fanno fatica ad uscire le parole. Ci chiede che cosa può essere. Chiaramente con queste poche informazioni non possiamo dare una diagnosi, ma insomma un consiglio in via generale sì, dottore. Beh, il consiglio, questo è un consiglio generale, quando avete questi abbassamenti di voce che sono persistenti nel tempo, il primo approccio è col medico curante. Il medico curante
ha di base la vostra storia, sa se ci sono delle patologie della tiroide, ad esempio, che possono dare delle problematiche di abbassamento della voce, sa se avete una problematica di reflusso perché magari state prendendo il protettore gastrico, quindi ha in mano una storia e vi può confortare in questo senso. È ovvio che nel momento in cui vi è una persistenza della sintomatologia bisogna necessariamente rivolgersi allo specialista perché ha anche gli strumenti per poter visualizzare le corde vocali. Se noi apriamo la bocca e guardiamo la gola non riusciamo a visualizzare le corde vocali. Per visualizzare le corde vocali abbiamo la necessità di strumenti, abbiamo la necessità di andare in un setting ambulatoriale che ci consenta di poter esplorare le corde vocali e questo lo deve necessariamente fare uno specialista otorinolaringoiatra. Certo. Abbiamo un'altra telefonata da casa. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea con noi? L'abbiamo persa, vediamo di recuperarla in modo tale da insomma, dare spazio e rispondere a qualche domanda in più. E quindi come si fanno ad esplorare le corde vocali? Perché appunto non basta insomma un'indagine superficiale, insomma. Chi è andato dall'otorinolaringoiatra sa che quando deve guardare la gola l'otorino dice apri la bocca, tira fuori la lingua, prende la lingua e utilizza uno specchietto per andare a guardare le parti più profonde della gola. Questo era il metodo classico che si utilizza sempre meno per andare ad esplorare le corde vocali. Al giorno d'oggi abbiamo degli strumenti a livello ambulatoriale che sono più sofisticati ma che ormai sono entrati nella quotidianità, nell'utilizzo clinico quotidiano, che è l'utilizzo di telecamere, di endoscopi che ci permettono di andare a visualizzare le corde vocali. Questi endoscopi possono essere montati su dei supporti rigidi e quindi attraverso la bocca noi riusciamo con delle ottiche a visualizzare le corde vocali, ma lo strumento più utilizzato è un fibroscopio, cioè delle sonde flessibili sui quali è montata una telecamera con le quali riusciamo, passando attraverso il naso, a scendere ad andare ad esplorare le corde vocali. Riusciamo poi a visualizzare diciamo, queste immagini delle corde vocali su dei monitor, riusciamo ad effettuare delle registrazioni, possiamo utilizzare delle fonti di luce, degli spettri di luce particolari che ci permettono anche di poter distinguere se è una lesione buona o se è una lesione cattiva. Possiamo visualizzare e valutare correttamente non solo se le corde vocali sono sane, ma anche se le corde vocali si muovono correttamente. È ovvio che oltre a questo poi può essere necessario diciamo, fare degli approfondimenti, allora in quel caso ci viene di supporto la radiologia, l'utilizzo di TAC, risonanze, ecografie del collo, fino anche alla necessità di dover andare in sala operatoria a fare delle biopsie perché abbiamo dei dubbi riguardanti determinate da chiarire, lesioni. certamente. Forse abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, c'è qualcuno in linea? Vorrei fare un'altra domanda. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno, prego, ci chieda pure. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io vorrei chiedere come mai che viene fatto la radio sul tumore, la radioterapia con la chemioterapia prima di operare, che la carne viene cotta e dopo viene operato si fa fatica a guarire. Io sono filo-tagliocino. Certo. Abbiamo capito, grazie per la sua telefonata, grazie. Vediamo di dare una risposta, dottore. Abbiamo capito che forse il signore è stato operato di un tumore o che ha effettuato una chemioterapia? Il signore, non conosco la storia, ma dalla voce, insomma, siamo ormai allenati. Questo signore è stato operato di un tumore alla laringe e fa una domanda interessante sul trattamento di queste neoplasie. I trattamenti che riguardano le problematiche tumorali della laringe, delle corde vocali, perché le corde vocali sono coinvolte all'interno di questo organo, lo spettro di trattamenti terapeutici che possiamo effettuare è enorme. Si va da trattamenti radioterapici a trattamenti combinati chemioradioterapici fino a trattamenti chirurgici e anche nell'ambito dei trattamenti chirurgici possiamo effettuare dei trattamenti mini invasivi endoscopici senza effettuare dei tagli fino anche ad interventi più pesanti, più demolitivi come quelli a cui è stato sottoposto questo signore che ci seguiva. Non è
possibile dare uno standard di trattamento dipende da quella che è la stadiazione, dipende da quanto è grande il tumore, la faccio semplice, dipende da dove si è localizzato ed esistono protocolli terapeutici diversi. Diciamo che comunque la laringe è un organo che per definizione risponde meglio ai trattamenti chirurgici, quindi alle operazioni. Se c'è un tumore della laringe, quando si può, il trattamento migliore tendenzialmente è sempre un approccio chirurgico, anche se i protocolli e le linee guida internazionali prevedono anche la combinazione di trattamenti radioterapici, chirurgici o esclusivi in un senso o esclusivi nell'altro. Tra le patologie che poco fa abbiamo elencato, abbiamo detto le laringiti, gli edemi, ma anche i polipi, i noduli. Quanto sono diffusi, dottore, questi disturbi e non so, possiamo tracciare un'incidenza, quindi colpiscono di più il sesso maschile, il sesso femminile, c'è un'età tipica oppure insomma è abbastanza indifferente? Lei ha toccato un argomento, oltre che ai polipi, alle cisti, granulomi delle corde vocali, ai noduli cordali. Ecco, i noduli cordali sono fra le patologie benigne più frequenti che interessano le corde vocali. I noduli cordali sono delle callosità, dei calletti che si vengono a formare a livello delle corde vocali quando vi è un non corretto utilizzo di queste corde vocali. Ed è, diciamo, una patologia che coinvolge maggiormente i professionisti della voce, chi fa un importante utilizzo della voce ed è una problematica che, come accennavo, non viene risolta chirurgicamente di prima istanza, ma gode di una risoluzione attraverso un trattamento logopedico e riabilitativo. Quando si formano queste callosità a livello delle corde vocali sono come i calli dei piedi, quando la prima cosa bisogna cambiare la scarpa o cambiare il modo di camminare. E quindi serve una persona che ci segua nel riprendere ad utilizzare la voce in maniera corretta. La interrompo, poi riprendiamo da qui perché abbiamo una telefonata. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno signora. Prego, ci chieda pure. Ecco, io ho problemi con ogni tanto quando parlo mi manca la voce, cioè si abbassa oppure rauca e devo sempre schiarirla. Ho fatto anche diversi esami, però mi dicono che è reflusso, che succede questo, però continua da un anno che ho sempre questo problema che mi manca la voce ogni tanto. Quindi voleva un consiglio. Sì. Grazie per la sua telefonata, signora. Prego, dottore. Tra i vari sintomi legati ad una problematica delle corde vocali, oltre all'abbassamento di voce, perché finora abbiamo parlato della disfonia dell'abbassamento di voce, un altro sintomo tipico è la raucedine, il raschiarsi la gola, che si abbiamo chiama ben sentito tra l'altro nella vocale. telefonata. È una cosa che succede molto frequentemente. C'è da dire che percentualmente è una problematica di reflusso dallo stomaco che causa problematiche di questo tipo e quindi un'infiammazione cronica delle corde vocali, un eccesso di muco che si deposita a livello delle corde vocali e quindi la necessità di pulirsi, di schiarirsi, a volte anche dei sintomi legati come la sensazione di un corpo estraneo, di un qualcosa che non va né su né giù, la necessità di deglutire ma non scende, una sensazione di un ingombro, come anche ad esempio una tosse persistente, una tosse che di solito è stizzosa, non è una tosse produttiva, non è una tosse catarrale. Diciamo che in questo quadro la malattia del reflusso è quella che svolge il ruolo principale, poi ci possono essere problematiche di tipo catarrale in chi ha delle problematiche di tipo respiratorio a livello delle basse vie respiratorie, chi ha delle problematiche anche nasosinusali, sinusiti croniche, polipi nasali, quindi scolo di muco che scende continuamente, non si scarica dal naso anteriormente, ma la sensazione di avere del muco che cola continuamente giù in retrofaringe, che va a depositarsi a livello della laringe e delle corde vocali e quindi la necessità di pulire e di raschiarsi. Quindi di solito è sempre un'infiammazione cronica, bisogna capire da che punto arriva questo stimolo infiammatorio cronico e la necessità quindi di schiarirsi, di raschiarsi la gola. Ed ecco quindi che anche, dottore, il reflusso può causare questi disturbi che riguardano appunto questo tratto, insomma le corde vocali. Molto frequentemente.
È ovvio che qui il passaggio fondamentale è sempre dal collega gastroenterologo, perché sarà il gastroenterologo che poi sulla base dei segni, dei sintomi che rileva del paziente deciderà se effettuare una gastroscopia oppure no, e quindi andrà ad indagare quello che è il tratto digestivo inferiore. Noi con i nostri endoscopi, con le nostre metodiche, con la nostra competenza arriviamo fino al giugulo, ma da un certo tratto in poi è necessario rivolgersi al gastroenterologo, all'endoscopista, per andare a valutare tutta una serie di problematiche che può essere una gastrite cronica, un'ernia iatale, infezioni da Helicobacter, ambiti che non sono di mia competenza, che però di riflesso noi vediamo, perché queste infiammazioni croniche, queste risalite di questi gas, di questi fumi, irritano le mucose delle alte vie respiratorie e vanno a coinvolgere anche le corde vocali. Le corde vocali si trovano subito al davanti dell'imbocco dell'esofago e quindi avvertono questa iperacidità. Le corde vocali non sono predisposte a difendersi da questa iperacidità, perché l'acido è fatto per rimanere nello stomaco, che è costituito da un involucro che è atto a contenere, diciamo, il materiale acido, ma le corde vocali non sono pronte, come non sono pronte le tonsille, come non è pronta la gola, che tecnicamente si chiama faringe, a ricevere questo stimolo irritativo. E quindi noi vediamo i segni indiretti di un reflusso che poi dovranno essere approfonditi e curati da parte di uno specialista gastroenterologo. Ma danno qualche segnale che c'è qualcosa certo. che non va. L'ho interrotta poco fa parlando dei noduli, ecco. Prego. Sì, i noduli, come dicevo, è una malattia professionale, no? Coinvolge chi fa un utilizzo spinto della voce, quindi un utilizzo quantitativo, tipico è il nodulo dei cantanti, tipico sono i noduli degli insegnanti e le maestre dell'asilo, della scuola materna, delle scuole elementari, anche magari delle scuole medie e superiori, insegnanti perché devono alzare la voce. Ecco, la cosa importante è sempre il riposo vocale. Rispettare sempre la respirazione e la fonazione. Un'altra categoria che soffre molto dei noduli cordali sono i personal trainer, chi lavora nelle palestre, perché per dimostrare l'esercizio devono respirare, fare l'esercizio e parlare contemporaneamente. Quando noi facciamo un esercizio fisico dovremmo solamente concentrarci sul respiro e mai parlare mentre facciamo l'esercizio fisico, perché si va a scordinare quell'articolazione pneumofonatoria che deve rispettare delle pause. L'utilizzo della voce deve essere un coordinamento tra la respirazione, una pausa e l'utilizzo della voce. E quando questo coordinamento si scordina, scusate il gioco di parole, allora cominciano a venire fuori queste problematiche a livello delle corde vocali. E poi soprattutto non sforzare troppo la voce, ma questo capita anche nella nostra quotidianità. Se andiamo ad un concerto in un locale con la musica alta e devo comunicare con il mio compare a fianco, sono costretto a sforzare tanto la voce, e questo è un malutilizzo della voce che può comportare un danno, seppur magari temporaneo, con un abbassamento di voce, oppure la comparsa, diciamo, di queste lesioncine, di queste callosità delle corde vocali che comportano invece un abbassamento di voce persistente. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea con noi? Sì, sono Roberta da Dospon. Buongiorno Roberta. Ciao Alice, ci conosciamo, abitavo davanti a casa tua. Prego Roberta, ci chieda pure. Ciao, ti ricordi di me? Allora, io volevo chiedere al tuo ospite, tralasciando tutta la mia storia, io è da quando ero piccola che soffro di problemi, gola, polmoni, reflusso, ok? Sono stata operata, no, sono stata curata da piccola, sono stata tanti giorni in ospedale, e con l'adenite, che mi hanno detto che è una malattia che viene ai cavalli prevalentemente, non alle persone. Ok? Io problemi di otiti perennemente, laringiti, faringiti, ho preso la pleurite, la tosse cattiva, come si chiama? Per tosse. Vomitavo sangue, da quanto non riuscivo ad avere neanche catarro, niente. Ho avuto un tumore con un'incidenza al colon, un'incidenza di 1 a 50 milioni al mondo, ho avuto la tracheite,
abbiamo preso il Covid nel periodo in cui mia mamma stavamo assistendola per un glioblastoma, eravamo a casa, un'operatrice ci ha portato il Covid a 10 persone, ci ha impestato, mia mamma compresa. Io davo colpa a questo abbassamento di voce, anche alla tracheite peggiorata dal Covid. Invece vado da mio cugino ereditato otorinolaringoiatra, mi dice non hai polipi, hai le orecchie che altro che, hai il super udito, non mi ha fatto neanche l'audiometria. Ha detto tu devi solo venire qui, ti devo prescrivere una visita foniatrica per rieducarti a parlare. Adesso sento il tuo ospite che mi dice io avevo in mano, devo ancora prenotare una visita oculistica, dando la colpa di tutto questo al Covid. Perché io ho problemi anche alla vista. Usavo come cerchiello gli occhiali da sole, adesso uso come cerchiello gli occhiali da vista. Per leggere quello di cui voi parlavate dovevo venire con gli occhiali attaccati alla televisione. Roberta, mi scusi, abbiamo un poco tempo. Ha una domanda da fare al dottore? Che crea Grazie. problemi anche alla vista. Io posso evitarmi di andare a prenotarmi una visita oculistica se mi rieduca il foniatra a passare? Grazie. Sono ambiti Sì, diversi, chiaramente. sono settori un pochino separati. C'è da dire che questa storia di infezioni, infiammazioni recidivanti, ricorrenti delle alte vie respiratorie è una storia abbastanza comune. Ci sono delle persone che sono particolarmente predisposte, no? Si dice sei un po' debole, no? Da quel punto di vista, ed effettivamente ci sono delle persone che fin da bambini hanno problemi di adenoidi, di tonsille e poi col tempo cominciano ad avere infiammazione alla gola, abbassamenti di voce, bronchiti, polmoniti, e quindi la storia di questa signora è una storia abbastanza comune. Fortunatamente il più delle volte, diciamo, sono delle infiammazioni che si risolvono, che però nel lungo periodo, con reiterarsi negli anni, le corde vocali si trovano nel mezzo di questo tratto, subiscono queste infiammazioni continue e possono come irrigidirsi. E quello che probabilmente le diceva il mio collega foniatra, non hai lesioni, non hai nessun tipo di problema, ma queste corde vocali hanno bisogno di essere rieducate, hanno bisogno di essere utilizzate in una maniera diversa, perché col tempo hanno subito dei danneggiamenti, seppur non importanti, ma hanno bisogno di essere riabilitate, che è un ambito diverso invece dal problema di tipo oculare, che riguarda invece problematiche di collegamento con l'ambito naso-sinusale, e quindi lì va sempre approfondito, diciamo, l'ambito che riguarda il naso, i seni paranasali e tutte le patologie che riguardano la lacrimazione dell'occhio. Ecco, però distinguerei, sono due mondi completamente separati, e quindi la combinazione di una valutazione otorino ed oculistica molte volte è prudente e va effettuata per un maggior riscontro diagnostico. È facile o è difficile, dottore, fare una diagnosi di problema, disfunzione, patologia di corde vocali, qualunque essa sia, insomma, quelle che abbiamo elencato? Direi una bugia dicendo che è difficile. Con i mezzi che abbiamo al giorno d'oggi non si può sbagliare una diagnosi. Lo specialista otorinolaringoiatra è lo specialista finale di una problematica che riguarda le alte vie respiratorie. Se io ho un problema vado dal medico curante e il medico curante cerca di intuire quale può essere la problematica, cerca di curarti, però a un certo punto, se si trova in difficoltà, ti manda dallo specialista. Una volta che il paziente va dallo specialista, poi non è che c'è un piano B, non c'è nessuno dietro, cioè il paziente viene da noi dobbiamo capire qual è il problema e lo dobbiamo risolvere. Sulla problematica inerente alle corde vocali, con l'utilizzo anche dei mezzi che ne abbiamo a disposizione al giorno d'oggi, e dicevo questi endoscopi che sono anche ad alta risoluzione, abbiamo tutti i mezzi a disposizione all'interno del nostro ospedale, è direi impossibile errare una diagnosi. Abbiamo la possibilità, siamo un'equipe, abbiamo la possibilità anche nei dubbi di poterci confrontare, abbiamo diversi specialisti, possiamo utilizzare mezzi diagnostici anche diversi, però ecco, direi che quando una persona si rivolge all'otorinolaringoiatra per un problema di voce, un problema alle corde vocali, insomma, deve uscire con un pacchetto diagnostico chiaro e anche con una prospettiva terapeutica e risolutiva altrettanto certo, chiara. poi ne parliamo. Altra telefonata, pronto? Buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno. Buongiorno, prego, con chi parliamo? Buongiorno, sono Esther di Trento. Prego, ci dica pure, chieda pure.
Volevo chiedergli, io ho una bimba da 8 anni che da quando aveva 6 anni più o meno continua a grattarsi la gola, passata alla pediatra e agli specialista e ha detto che era soltanto mal di gola perché per la temporata di freddo così, no? Però poi non ha visto niente, però lei continua a grattarsi e tutte le volte adesso alla scuola non riesce a comunicare bene le sue parole, è come se fosse una balbutia. Le abbiamo visto anche di quello, ha detto di no, ha escluso questo e dopo ci ha mandato adesso alla visita del otorinolaringologo per fargli vedere se ha problemi con la gola, con le corde vocali, con le tonsille, tutto quanto. E quella era la mia domanda. Se un consiglio allora. influisce... Grazie per la sua telefonata signora, grazie. Dottore. Problematiche di abbassamento di voce, raucedine nel bambino sono molto frequenti. Molto spesso i genitori, la mamma e il papà arrivano preoccupati perché sentono che il bimbo ha un abbassamento di voce, ha una voce rauca, tende a raschiarsi tanto. Calma e sangue freddo, parliamo di situazioni normali. Prima di tutto il bambino non è in grado di modulare la propria voce, il bambino tende ad utilizzare un tono di voce piuttosto alto, tende a sforzare la voce nonostante noi magari cerchiamo di farglielo presente. E quindi il più delle volte lo sforzo vocale, il bimbo, comporta un'infiammazione delle corde vocali che dà un abbassamento di voce. E i bambini sono affetti da infiammazioni continue. Hanno le tonsille, le adenoidi che hanno una funzione, diciamo, immunitaria di difesa, però fanno anche da nido per i germi e quindi stimolano quella che è un'infiammazione cronica. E quindi avere le corde vocali un po' infiammate, un po' più rigide, un abbassamento di voce è molto frequente. E poi non dimentichiamoci che i bambini poi crescendo hanno la muta vocale, cioè la voce cambia crescendo, man mano che si cresce fino all'età adolescenziale, e quindi avere un cambiamento, un abbassamento di voce, una voce altalenante nei bambini è una cosa molto frequente, il più delle volte diciamo salvaguardando le alte vie respiratorie con le terapie che si danno, con i lavaggi nasali, con le terapie necessariamente antibiotiche se ci sono delle infezioni, con degli aerosol, con delle inalazioni. Il più delle volte sono delle situazioni che si risolvono spontaneamente e a volte però richiedono anche il tempo, il giusto tempo affinché questa cosa si risolva spontaneamente. Altra telefonata da casa. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea con noi? Laura da Paese. Buongiorno, prego signora, si chieda pure. Buongiorno dottore. Buongiorno. Scusi, io ho 83 anni e ho delle pastiglie piccole da prendere e quando ne prendo a metà di queste pastiglie mi fa male la gola, non sono capace di mandarle giù e mi fa male. Non lo so, insomma mi sento soffocare e devo bere tanta acqua che tutta la notte devo andare in bagno. Cosa devo fare? Grazie signora, vediamo di darle un consiglio. Ecco, dottore, prego. Ecco, ci spostiamo dall'ambito pediatrico dei bambini a una signora che ha 83 anni, che ha una bella età, e avere certe problematiche di una voce un po' più fievole, di avere delle problematiche anche nella deglutizione. Questo è un andamento fisiologico e normale col passare degli anni. Vi è un'ipotonicità della muscolatura, vi è una diminuzione di quelli che sono i riflessi e quindi il meccanismo del parlare, della fonazione, il meccanismo della deglutizione, il meccanismo della respirazione possono subire quello che è un fisiologico rallentamento, no? Come il calo dell'udito è per tutti inevitabile, chi più chi meno, no? Perché fa parte della storia naturale. La cosa importante che diceva la signora è l'idratazione. Sembra scontato, però l'idratazione è fondamentale per le alte vie respiratorie e anche per le corde vocali. Il bere tanta acqua, ma soprattutto tenere ben umidificato l'ambiente. È una cosa quasi scontata, adesso entriamo nel periodo invernale, termosifoni, stufe, riscaldamenti a pavimento, seccano l'ambiente. Non c'è cosa peggiore
per le prime vie respiratorie, per le corde vocali, cioè l'ambiente va tenuto sempre idratato e umidificato, perché le nostre mucose devono essere continuamente idratate, quindi l'accorgimento più importante, il consiglio base è quello di umidificare l'ambiente, idratarsi parecchio. Un foniatra europeo molto importante che si chiama Boragan insegna a mettersi un fazzolettino bagnato sotto il naso e respirare l'aria umidificata, perché le nostre mucose dell'alto tratto delle vie respiratorie devono essere continuamente umidificate e devono godere, diciamo, di questa umidificazione per poter funzionare meglio. E trarne beneficio. Le leggo questa mail. Soffro di acufene da 3 anni. Da vari mesi soffro anche di vertigini. Possono essere correlati? Ci sono cure per l'acufene? Ho fatto anche una risonanza all'encefalo ed è tutto ok. Sto seguendo la vostra trasmissione, state parlando delle corde vocali, ma chiedo se è possibile chiedere al dottor Bertolin, che è straordinario. Grazie, da Marica. Domanda molto frequente, domanda alla quale è veramente difficile rispondere. L'orecchio è un sistema molto complicato, è diviso in 2 ambiti, no? L'orecchio serve per udire, per sentire, per ascoltare, ma serve anche per mantenerci in equilibrio. Sono 2 organi all'interno dello stesso sistema. Ci sono delle problematiche di vertigine ed acufene correlate, a volte invece ci sono delle problematiche che non vanno assieme, problematiche che riguardano le labirintiti, vertigini posizionali, problematiche separate che riguardano l'acufene, che molte volte è correlato ad un calo uditivo, molte volte invece è correlato a una problematica, diciamo, di familiarità genetica, e a volte, nonostante tutti gli accertamenti che facciamo, perché quando abbiamo degli acufeni non dobbiamo pensare solamente al nostro orecchio, ma dobbiamo, diciamo, attorno all'orecchio c'è anche l'uomo, vedere che non ci siano altre problematiche che secondariamente possono dare gli acufeni. Si pensa a problematiche dei cervicali, di tensione della muscolatura del rachide cervicale, problemi alla gola, problemi di nevralgie quando si fanno lavori ai denti, problemi tensivi, problemi di ipertensione, problemi di tipo ormonale. Quindi diciamo che quando si entra nell'ambito dell'acufene e delle vertigini non basta solamente l'otorino, serve il neurologo, serve l'internista, ci vuole una visione d'insieme per riuscire, diciamo, a trovare una spiegazione ed eventualmente anche una terapia. Abbiamo pochissimo tempo ancora a disposizione, vediamo se riusciamo a rispondere anche a Stefano, che ci ha scritto sulla nostra pagina Facebook e ci dice che ha la voce rauca, si è fatto guardare le corde vocali, gli è stato diagnosticato un sulcus che però non permette la chiusura completa delle corde. Chiede se può provocargli delle problematiche in futuro. Problematiche in futuro di salute? No. Un disagio da un punto di vista sociale. Il sulcus è una sorta di incisione congenita delle corde vocali, le quali non vibrano correttamente. Ecco, il disagio che lei avrà sarà di nessun problema di salute, però ecco, di un affaticamento nel parlare, di una stanchezza nel formulare la voce, però direi, ecco, un disagio di qualità di vita, non un disagio per la sua salute. I linfonodi invece, che anche quelli sono in questa posizione, che spesso si ingrossano, ci danno qualche problematica? I linfonodi stanno all'esterno del nostro canale respiratorio e ogni volta che c'è una problematica di tipo infiammatorio i linfonodi si gonfiano, si chiamano linfonodi reattivi, linfonodi infiammatori. Trovare delle palline che si gonfiano in seguito ad una laringite, una faringite, una tonsillite è una cosa molto molto frequente. Attenzione che ogni tanto i linfonodi sono un campanello d'allarme di qualcosa che non va, di più grave, di non benigno, però di solito, ecco, le sintomatologie sono diverse. Però i linfonodi sono di solito dei campanelli d'allarme satelliti esterni che ci dicono che qualcosa non necessariamente cattivo di infiammatorio sta succedendo a livello delle altre vie respiratorie. Ultimi 20 secondi e poi davvero chiudiamo, andiamo verso la stagione fredda, quindi gli ultimi consigli flash per prenderci cura della nostra voce, delle corde vocali, di questo apparato fantastico che abbiamo e che utilizziamo quotidianamente sforzandolo spesso.
Lo sbalzo di temperatura, il passaggio caldo-freddo, freddo-caldo è sempre deleterio per le corde vocali, dobbiamo affrontare lo sbalzo di temperatura gradualmente e quindi dovete coprirvi con una sciarpetta, una pashmina, in maniera tale da non creare uno sbalzo tra la respirazione di aria fredda e la respirazione di aria calda, un contrasto che crea un'infiammazione acuta. Latte e miele, caramelle alla menta aiutano? Qualsiasi formula che va a idratare, a rendere emollienti le mucose delle corde vocali va bene, attenzione che non siano cibi che causano reflusso, altrimenti facciamo peggio. Ecco, grazie al dottor Andy Bertolin, direttore dell'unità operativa complessa di otorino-laringoiatria all'ospedale di Vittorio Veneto, di aver risposto alle tantissime domande che sono arrivate quest'oggi. Grazie dottore. Grazie a voi. Grazie a voi di averci seguito da casa e dunque vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.